Mentre proseguivano con successo durante l'estate le attività del campus comunale, l'edificio che ospita la scuola primaria Mazzini e la scuola d'infanzia Collodi sono stati sottoposti ad un delicato quanto urgente intervento di restauro. Lavori ormai divenuti necessari e improcrastinabili. Il cospicuo contributo economico ottenuto dalla Regione del Veneto e l'investimento fatto dal Comune di Montagnana hanno permesso il completo recupero dell'operatività nella scuola in tempi rapidissimi, in tempo per l'avvio delle attività dell'anno scolastico in corso. Consolidati i solai con la completa sostituzione delle strutture, sostituiti i pavimenti con l'impiego di materiali idonei e adeguati gli impianti elettrici in modo che tutto fosse portato a norma. Consolidati anche i muri perimetrali e di tramezzo, intervenendo per sanare definitivamente parti di muratura. I locali, così rinnovati, sono stati completamente ritinteggiati e la struttura è stata riconsegnata dal Comune perfettamente funzionante e in splendida forma per il primo giorno di scuola. Il primo giorno di scuola è un giorno importantissimo per tutti gli alunni che frequentano le scuole. Noi abbiamo voluto come amministrazione comunale di Montagnana proprio dedicare questa inaugurazione della scuola Mazzini completamente rinnovata all'interno. Dopo dei lavori che hanno durato tutta l'estate abbiamo inteso proprio farlo in questo giorno per le nuove generazioni, per il nostro futuro.